Ben, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Paolo Quaggetto, avvocato padovano, esperto di diritto bancario. Già in una precedente occasione aveva messo il dito su un vulnus, quello delle fideiussioni bancarie, insomma, con una eco nazionale. Continuiamo a mettere il dito su un altro dato sensibile, perlomeno in particolare qua nel Veneto, vale a dire i risparmiatori danneggiati dal fallimento delle due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Partirei dal dato. Sono risparmiatori danneggiati o truffati? Partiamo da qua e poi vediamo come al tema del... Sì, diciamo che la mia opinione è nota per chi ha avuto la bontà e l'interesse di seguire anche i miei interventi che ho fatto sul Corriere o sui quotidiani regionali come il Mattino e la Tribuna. Io ho sempre cercato di smitizzare un po' questo concetto di azionista truffato che per il solo fatto di essere titolare di azioni ed ha perso il valore delle azioni, quindi ha perso la somma, il valore di acquisto delle azioni, già di per sé è titolare di un automatico diritto di risarcimento, perché sappiamo bene che l'azionista partecipa al rischio di impresa e per cui il rischio di impresa è proprio quello di perdere anche il capitale. Per cui, partecipa nel bene e nel male. Certo, per cui questo automatismo risarcitorio che ovviamente va bene perché crea consenso, perché è una cosa ovviamente un po' demagogica, dal punto di vista del diritto non è accettabile. E infatti appunto l'azionista partecipa allo stato di rischio. Infatti io mi chiedo perché ad esempio un azionista di una banca può partecipare ad un eventuale fondo statale e perché invece l'azionista di una società privata, magari quotata in borsa, che magari ha perso soldi, ricordiamo quello che dicevamo prima, la bolla del 2000 della New Economy, che ha acquistato Tiscali, Seat e ha visto azzerato il proprio valore, e in questo caso lui ha acquistato azioni, così come ha fatto con le popolari, e però ha perso i soldi e questo non è titolato ad accedere ad un eventuale fondo. Questa è una chiara disparità di trattamento e con evidenti profili di incostituzionalità, però si fa finta e si va avanti proponendo magari leggi come quella appunto del governo che è stata approvata, la legge di bilancio che è stata approvata a dicembre scorso e che ha avuto ovviamente un richiamo da parte dell'Unione Europea, perché la formulazione prevedeva di fatto un aiuto di Stato che è vietato dalle normative europee in proposito. Perché... Quindi adesso entriamo nel merito della questione. Cioè, siccome il rifondere il danno subito appunto dai risparmiatori è stato un cavallo di battaglia nelle ultime elezioni politiche, è un dato vero o non si può fare? No, ma il punto è che cioè, si può fare rispettando le norme europee. Invece cosa ha fatto il governo? Il governo ha emanato una legge, ha approvato una legge, il Senato, poi il Parlamento ha approvato una legge, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, però mancano i decreti attuativi, perché in Italia funziona così come sappiamo, cioè ci sono fatte le leggi che però non possono entrare in vigore. Vediamo ad esempio anche la riforma della legge fallimentare, sostanzialmente la crisi d'impresa, è una legge vecchia di quasi 2 anni fa, che è entrata in vigore solo poco tempo fa, perché solo poco tempo fa sono stati emanati i decreti attuativi. Il vulnus, appunto, come usando un termine che utilizzava lei prima, di questa legge approvata è proprio determinato dal fatto che il governo ha previsto, ha detto, c'è una sorta di mis-selling generalizzato. Cosa vuol dire? Il mis-selling è un termine tecnico che sta a significare la violazione delle norme del testo unico finanziario, cioè del testo unico finanza, cioè il collocamento di azioni e obbligazioni da parte dell'intermediario finanziario in spregio alle regole di correttezza, lealtà e trasparenza, eccetera, eccetera. Quindi il governo ha detto... L'intermediario finanziario sarebbe la banca. Certo, la banca. Quindi il governo ha detto c'è un mis-selling generalizzato, quindi liquidiamo tutti on demand, come fosse una televisione, una pay TV, capito? Tu domandi e senza dimostrare che tu sei stato danneggiato, tu hai diritto a un 30% fissato appunto in questa legge. Io ricordo appunto in un'intervista recente che ho fatto per un'emittente televisiva a margine di un convegno che si è tenuto a Padova, in cui mi è stato chiesto un commento a questa legge. Io già allora avevo anticipato il fatto che così come era formulata questa legge poteva dare adito ad una
richiamo da parte dell'Unione Europea, insomma, perché? Perché questa legge prevedeva, anzi non prevedeva, la certificazione di un soggetto terzo, quale arbitro o corte, o quindi o tribunale, che prevedesse appunto che certificasse sia l'entità del danno che anche la titolarità, esatto, di questo diritto al risarcimento. Perché ovviamente un aiuto generalizzato si incorre quindi in un aiuto di Stato che è vietato, come sappiamo tutti, dalle norme europee. C'è anche il fatto, diciamo, una riflessione che si può fare adesso sulla base di questo. Sappiamo appunto che c'è stata puntualmente questa lettera di richiamo, ovviamente già anticipata nell'intervista che citavo prima, questa lettera di richiamo da parte dell'Unione Europea che dice, ha ribadito il fatto che, occhio, che qualsiasi cosa voi diciate deve essere il rimborso o indennizzo, perché non si sa ancora come verrà chiamato, non dovrà essere generalizzato. Ma cambia qualcosa? Cambia sì, perché il risarcimento potrebbe passare, non può passare. Allora, la legge parla di indennizzo. L'indennizzo, tra l'altro, è un termine improprio dal punto di vista del diritto, parlo proprio da tecnico, perché l'indennizzo, come sa chiunque abbia fatto gli studi di giurisprudenza, è il risarcimento di un danno giusto. Lo Stato ti espropria un terreno perché deve passare l'autostrada, è un danno lecito e ti indennizza. Il risarcimento invece è un risarcimento da danno ingiusto. Ma questa legge non parla né di indennizzi, non parla di danni, dice solo c'è una erogazione a pioggia sulla base di una presunzione di una vendita truffaldina e quindi questa erogazione indiscriminata è vietata dalle norme europee, per cui è sanzionata. Continuando il discorso di prima, puntualmente sulla mia anticipazione in quell'intervista dicevamo è arrivata la letterina dell'Unione Europea che ha detto insomma chiaramente guardate che così non potete fare. Un paio di riflessioni che si possono fare, la prima è che effettivamente c'è il rischio che salti tutto per ovvi motivi, per evidenti motivi. In più io mi chiedo una cosa. Se effettivamente, perché adesso c'è la legge e basta, perché per quanto riguarda il credito attuativo dovevano essere emanati il 31 di gennaio, non sono stati emanati ovviamente, perché dopo la lettera dell'UE il governo ha fatto marcia indietro. Però la riflessione che io mi faccio è, se effettivamente la legge prevede un indennizzo indiscriminato, e quindi non è un risarcimento del danno, perché la platea dei beneficiari riguarda solo gli azionisti e obbligazionisti delle due banche venete, delle 4 banche risolte, a cui tra l'altro sono aggiunte altre 5 banche, per cui arriviamo a 11. Cioè è una platea di beneficiari che ovviamente, essendo previsto 500 milioni all'anno, ed aumentata la platea dei beneficiari, la somma poi si riduce. Quindi io mi chiedo, se questa legge non intende risarcire, ma intende indennizzare, come i termini usati, perché mi escludi gli azionisti delle altre banche, tipo la Banca Carige, oppure l'MPS? Perché se il fine è quello di indennizzare l'azionista o l'obbligazionista solo perché è azionista o obbligazionista delle banche che sono, tra virgolette, fallite, tra virgolette, perché mi escludi la Carige, i cui risparmiatori hanno avuto un danno, che tra l'altro la Carige è la prima banca, il primo caso in Italia che la BCE commissaria una banca italiana, insomma, e perché mi esclude MPS? Questa è una chiara discriminazione e quindi rilievi di incostituzionalità che possono comunque essere avanzati. Succede appunto che dopo la lettera della BCE il decreto attuativo che scadeva, che doveva essere emanato il 31, non è stato fatto. Cosa dice il governo? Preso la sprovvista da questa improvvisazione, da questa missiva arrivata così tempestivamente, dice allora facciamo così, i decreti attuativi li facciamo con l'associazione dei cosiddetti truffati, rappresentanti dei cosiddetti truffati. A mio avviso la scelta è un po' infelice, per un semplice motivo, perché è evidente che se tu fai una legge, chiedi per l'emanazione del decreto attuativo e dici addirittura demagogicamente il contenuto sarà fatto dall'associazione dei cosiddetti truffati,
le associazioni dei cosiddetti truffati fanno il loro lavoro e quindi cosa diranno? Io voglio il 100%, voglio tutto subito e soprattutto non voglio provare nulla, perché è il loro lavoro, ovviamente fanno gli interessi dei cosiddetti truffati. Mi pare una strategia un po' folle, perché il motivo per cui c'è stata questa lettera di richiamo è proprio perché non è previsto nessun filtro e nessun accertamento, per cui insistere nel dire facciamo il decreto attuativo con le associazioni dei cosiddetti truffati non mi sembra una strategia vincente, perché si rischia di ritornare quindi ad mantenere la spada di Damocle di una procedura di infrazione. In ogni caso giro una bozza in questi giorni in cui, di decreto attuativo, in cui io leggo proprio testualmente, si parla di truffa oggettiva di massa. Quindi qual è l'escamotage? Perché ovviamente il governo adesso è con le spalle al muro. Abbiamo ancora un paio di minuti. Ecco, le spalle al muro, da una parte deve ovviamente trovare una quadra nei confronti dell'Unione Europea, dall'altra parte deve giustificare le promesse che ha fatto appunto ai risparmiatori. Per cui cosa ha detto? Ha detto, io suppongo, in questa bozza di decreto attuativo, io suppongo che ci siano delle violazioni massive, quindi violazioni indistinte da parte di queste banche nel collocamento di queste azioni. E pare che in questa bozza di decreto attuativo non sia più previsto un risarcimento automatico, ma al contrario, vi sia proprio un appesantimento ad accesso al fondo, in quanto è richiesto al risparmiatore, tra virgolette, di provare effettivamente, e quindi con la produzione di tutta una serie di documenti, l'effettivo danno appunto che ha subito. Tra l'altro, se verrà approvato questo decreto attuativo, questa bozza di decreto attuativo che parla di violazioni massive, la conseguenza sarà che chi potrà essere risarcito non saranno tutti quelli che hanno perso i soldi, ma solo quelli che da un certo momento in poi saranno stati oggetto di vendita truffaldina e quindi in maniera massiva da parte di tutte queste banche. Per cui se noi individuiamo un termine che è quello del 2012, perché io l'ho individuato nel 2012 perché dall'esito dell'audizione della Commissione intercamerale delle banche di 2 anni fa è emerso appunto che i primi episodi erano nel 2012. Allora, se oggetto di risarcimento saranno solo quelli che hanno comprato azioni o bond sotto pressione delle banche e solo dal 2012, vuol dire che magari quelli prima del 2012 non potranno essere risarciti, che mi sembra ovviamente un assurdo. Questo è lo stato delle cose. Ecco, poi c'è anche un'altra cosa da dire, che questo decreto prevede anche... Devo andare in sigla, sì, allora prevede anche che ci siano, parla che diciamo, la platea di beneficiari è anche individuata in coloro che hanno acquistato le azioni dai vecchi titolari di queste azioni, quindi dopo la dichiarazione dello stato della liquidazione coatta amministrativa. E tutti ci chiediamo chi sono questi soggetti, perché possono essere individuati solo sugli speculatori, chi acquista le azioni dai titolari che hanno quindi con valore zero e successivamente alla liquidazione coatta amministrativa. Questa è una cosa che il governo dovrà chiarire. Restiamo col punto di domanda. Grazie a Paolo Quaggetto, avvocato padovano. La questione è intricata ma interessa davvero tanti. Grazie, alla prossima. Arrivederci.